Buongiorno Notizia. Pochi secondi alle 8.50 è il momento del nostro ospite in studio. Oggi l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Buongiorno e ben trovato anche oggi. Buongiorno a lei. Parliamo di un argomento d'attualità, parliamo dei vaccini, perché ci sono sempre delle novità che riguardano i vaccini. Voi ieri avete pubblicato un comunicato perché avete presentato una denuncia contro le ASP e le scuole alle procure della Repubblica Siciliane, perché i dati sensibili dei bambini non vaccinati non possono essere trasferiti dalle ASP alle scuole. Sì, ci sono tante situazioni, c'è innanzitutto una situazione di caos a livello generale nazionale, interpretazioni a volte spesso anche errate da parte delle ASP, da parte delle scuole, possibili abusi. Per questo il Codacons si è attivato e ha presentato questa denuncia, è una diffida testualmente nei confronti delle ASP a livello regionale, le ASL nell'altro territorio nazionale, per evitare che ci fosse una diffusione di dati sensibili che non possono essere diffusi, ripeto, da parte delle scuole, da parte delle ASP, che non possono essere comunicati neanche alle scuole, le quali scuole hanno l'unico onere di prendere la documentazione, di trasferirla all'ASP. Nel caso specifico è sufficiente anche una prenotazione del colloquio informativo, della prenotazione per come prevede la legge, o la consegna dei certificati vaccinali solo per coloro che hanno a suo tempo presentato un'autocertificazione di avvenute vaccinazioni. C'è una confusione, direi generale su queste autocertificazioni, sull'autocertificazione tipica, che ha dato luogo a dei svarioni anche di carattere giuridico, di interpretativo, originati anche dalla Federazione Italiana Scuole Materne, che si fonda sulla autocertificazione anche di mancate vaccinazioni, o richiederebbe la presentazione di documenti ulteriori. In realtà è bene chiarire a tutti che l'autocertificazione riguarda soltanto, quindi la consegna dei documenti, dei libretti vaccinali, soltanto chi ha presentato l'autocertificazione di avvenute vaccinazioni e nel termine di 6 mesi, quindi entro il 10 marzo, era onerato di presentare il documento attestante appunto quello che si era autocertificato. Questo termine è stato prorogato al 31. Il termine comunque è stato prorogato, ma nessun altro documento può essere richiesto ai bambini, né le scuole devono provvedere a chiedere ulteriore documentazione, se non la prova della venuta prenotazione. Quindi non ci sono delle sanzioni che scattano? Assolutamente no, non ci possono essere sanzioni. La prenotazione è sufficiente a mantenere a scuola tutti i bambini di tutte le età. Di più dobbiamo chiarire che teorica esclusione da scuola è prevista per bambini da 0 a 6 anni, ma non in maniera automatica. Comunque ci deve essere un procedimento, una diffida, quindi una convocazione presso l'ASP, un colloquio informativo del termine per provvedere, per fare gli accertamenti, una diffida scritta e successivamente l'eventuale irrogazione della sanzione, che deve essere adeguatamente motivata. Diversamente, così come il Codacons ha provveduto a diffidare, si va incontro a abuso di atti d'ufficio. Il Codacons appunto ha proceduto a una denuncia nei confronti a 104 procure della Repubblica in Italia, anche in Sicilia, proprio perché purtroppo stiamo riscontrando anche a carattere regionale diversi abusi, quindi il Codacons denuncerà in tutte le sedi, quindi anche in sede penale per abuso di atti d'ufficio, tutti coloro che abuseranno e adotteranno delle interpretazioni assolutamente diverse. Questo caos che crea delle discriminazioni ingiuste nei confronti dei bambini, e non possiamo neanche tollerare delle minacce di vario tipo, ad esempio quella adottata espressamente per iscritto dalla Federazione Italiana Scuole Materne, che è stata anch'essa denunciata dal Codacons per violenza privata, ipotizzando poi il reato di violenza privata, la quale federazione indicava e suggeriva alle scuole di chiamare la polizia, di far intervenire la polizia nei confronti dei bambini e genitori inadempienti. È una tematica davvero delicata e per questo continueremo a parlarne tra poco con il nostro ospite in studio, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia, e quindi restate all'ascolto.
Buongiorno notizia. Torniamo in studio ancora con il nostro ospite, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Con lui abbiamo iniziato a parlare di vaccini. Diceva, avvocato, c'è grande confusione su questa tematica, quindi per cercare di fare un po' di ordine, come devono comportarsi i genitori che hanno bambini in età da scuola, soprattutto se appunto la scuola primaria, al momento cosa devono fare? Sì, allora innanzitutto bisogna chiarire che c'è stata anche la proroga a livello regionale al 31 di marzo da parte dell'assessore regionale alla salute, anche all'istruzione, quindi quelli che erano i termini del 10 marzo, che tra l'altro è un termine non perentorio, quindi Esatto. può essere benissimo prorogato, è stato in Sicilia spostato al 31 marzo, ma comunque al di là di questo termine la prenotazione all'ASP per il colloquio, per la vaccinazione è un atto sufficiente sia per le scuole che per l'ASP e per mantenere i figli a scuola Esatto, fino quindi a fine quello anno, è l'atto principale. tranquillamente. L'autocertificazione, come ho detto poco fa, è quella che è stata un'autocertificazione atipica in realtà, Sì. di aver presentato la prenotazione. È sufficiente in questo caso dimostrare di aver effettivamente prenotato, quindi con una raccomandata, con qualcosa del genere. Quindi una volta che si fa il colloquio, per chi non avesse già provveduto, il colloquio deve servire anche a chiarire determinati aspetti. Noi oggi assistiamo a una vaccinazione nei confronti dei bambini come se fosse quasi un atto di fede, cioè bisogna credere ciecamente sulla sicurezza, sull'efficacia, diversamente per quello che è previsto per i militari. Noi vorremmo che invece fosse un atto medico, un atto di scienza, personalizzato, con le precauzioni necessarie. Dicevo, come previsto per i militari, come confermato anche dalla relazione finale della Commissione Uranio Impoverito, che parla molto di vaccini, laddove si prevede che i militari, i soggetti adulti, debbano effettuare un'anamnesi preventiva, non più di 5 vaccini contemporaneamente, i vaccini monodose. Tutt'altra cosa invece si richiede ai bambini, nessun esame preventivo, nessuna anamnesi, nessuna informazione viene data, contro anche la legge 210 del 92, vaccini combinati, quindi su più di 5 vaccini contemporaneamente in composizione appunto multipla. E quindi ci dovrebbero spiegare ai genitori per quale ragione nessuna precauzione debba essere adottata nei confronti dei bambini. Vige invece, secondo me, un principio di precauzione fondamentale in materia di salute, laddove non c'è sicurezza di un trattamento bisogna adottare quindi tutti gli esami e gli accertamenti che sono necessari a evitare inutili rischi. Il Codacons continuerà a vigilare su questa tematica. Il Codacons continuerà a vigilare, è a disposizione di tutti i genitori che subissero abusi o vessazioni di qualsiasi tipo o errate interpretazioni della legge, che spesso, ripeto, a seguito di varie circolari o indicazioni si è andato molto oltre il dettato normativo, e quindi qualunque circolare, qualunque indicazione ministeriale o interpretazione estemporanea del momento del Ministero non può contrastare con la legge. Questo è ovvio, però purtroppo oggi bisogna ribadire anche l'ovvio. L'avvocato Sardella rimane con noi in studio per parlare anche di altri argomenti oltre che di vaccini, e quindi restate all'ascolto. Buongiorno Notizia prosegue.